Un'interessante iniziativa si è svolta oggi, organizzata da lei, una buona ragione, anche un bilancio della sua presenza alla Regione Siciliana, un dibattito appassionato che ha visto anche la presenza di attori locali, di componenti delle forze produttive. Onorevole Catanzaro, allora possiamo trarre un bilancio di questa sua presenza all'Ars? Ma guardi, intanto sono davvero felice della riuscita di questa iniziativa. Diciamo inizialmente magari nella mente di qualcuno poteva essere un qualcosa di nuovo, perché purtroppo molte volte chi arriva al Parlamento regionale poi magari ricorda di ritornare nuovamente a coinvolgere i propri amici, il proprio elettorato soltanto nei periodi a ridosso delle campagne elettorali. Io invece oggi ho deciso di fare questa iniziativa, che è una buona regione, appunto perché ritengo che per fare politica come quella che piace fare a me con la P maiuscola è importante intanto parlare di un primo bilancio dei primi 10 mesi di attività parlamentare e dall'altro lato ascoltare, perché oggi quello che manca per la politica è il sapere ascoltare. Invece oggi noi abbiamo ascoltato moltissime e autorevoli interventi, ci sono stati 3 tavoli in 3 sessioni, ad esempio un tavolo molto importante, quello dei sindaci, c'erano più di 10 sindaci presenti che hanno dato ognuno il loro contributo rispetto alle problematiche, un altro tavolo che è quello delle attività produttive che riguarda la mia commissione, e l'altro tavolo che appunto era delle politiche giovanili e della sanità. Sono davvero contento perché è stata un'iniziativa bella, partecipata, con bellissimi interventi. Oggi, come dire, più che mai mi servono queste iniziative per dare impulso all'attività parlamentare del 2019. Sono tanti i traguardi che in questi 10 mesi abbiamo portato a casa come risultati e sinceramente mi piace proprio, come dire, l'idea che ogni anno di dire quello che io svolgo come deputato regionale. Ma non è stata una solita riunione di partito, bensì un approfondimento sulle tematiche del territorio. Ecco, sinceramente cos'è che è emerso fuori alla luce di questa lunga giornata di confronto? Ma guardi, questa appunto non è stata una solita riunione di partito, è stata una riunione proprio per ascoltare quello che sono le esigenze di questo territorio. Ed è inevitabile che in questo momento noi siamo sulla legge sulle politiche giovanili quasi ad un passo, ad esempio siamo la prima regione sul DDL sulla plastica, la prima regione in Italia, e addirittura c'è l'Europa che dice che dal 2020 bisogna vietare quindi il monouso della plastica. Un'altra cosa molto importante per questo territorio è il DDL sulla pesca, che penso che nel giro di 1 mese e mezzo, 2 mesi lo portiamo a casa come risultato. Queste 3 cose hanno un unico denominatore che sono io, quindi per me dopo 10 mesi è un grande onore. Poi sicuramente per altre cose come l'impegno costante sul mondo dell'agricoltura, sul mondo appunto dell'agricoltura, e queste cose le stiamo vedendo e le stiamo approfondendo giorno dopo giorno sulle attività produttive, quindi dico per me, come dire, è un bilancio davvero positivo e sono contento proprio perché ho bisogno di avere la propulsione da parte dei territori e della gente.